Benvenuti, oggi è sabato 4 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 16:54. La luna si leva alle 10:23 e cala alle 21:56. La chiesa oggi celebra Sant'Angela. Il nome Angela ha origine cristiana e significa messaggera. Oggi 4 gennaio è la giornata mondiale del Braille. La data è stata scelta in onore della nascita di Louis Braille, l'inventore del sistema di scrittura e lettura a rilievo, utilizzato dalle persone cieche o con disabilità visiva. Questo sistema, ideato da Braille nel 1824, quando aveva solo 15 anni, ha permesso a milioni di persone nel mondo di acquisire autonomia nel leggere e scrivere. Il 4 gennaio è quindi un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del Braille come strumento fondamentale per l'inclusione sociale e l'accesso all'educazione, al lavoro e alla cultura delle persone non vedenti. Auguri all'attore Fabrizio Bentivoglio che oggi compie 68 anni. Ha iniziato la sua carriera sul palcoscenico del Piccolo Teatro per poi passare al cinema con il film Il bandito dagli occhi azzurri nel 1980. Da allora ha recitato in numerosi film di successo. Ha debuttato alla regia con Lascia perdere Johnny nel 2007. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo il film Il ritorno di Casanova di Salvatores. Festeggia 65 anni Michael Stipe, il leader dei R.E.M., la band statunitense che ha segnato la storia del rock alternativo. Nel 1995 i R.E.M. hanno anche suonato allo stadio di Cibali di Catania. Dopo lo scioglimento del gruppo del 2011 si è dedicato alla sua passione per l'arte visiva, realizzando fotografie e sculture. Infine buon compleanno alla 29enne Emma Mackey, attrice franco-britannica che ha conquistato il pubblico con il suo ruolo di Maeve Wiley nella serie Netflix Sex Education. Ha anche partecipato ad altri film come Morte sul Nilo di Kenneth Branagh, Emily, in cui ha interpretato la scrittrice Emily Bront, e Barbie di Greta Gerwig. Non era solo un sindacalista, un presidente della Camera del Lavoro, un dirigente comunista. Era soprattutto un difensore degli umili, un uomo che credeva nella giustizia e nella dignità dei contadini. Accursio Miraglia fu una delle prime vittime della mafia in Sicilia, ucciso a Sciacca il 4 gennaio del 1947, in un agguato che non ha mai trovato colpevoli. Ma sapete come si quantifica l'intensità del suono? L'unità che si utilizza è il decibel e fornisce informazioni sulla pressione prodotta dal suono. Ma il decibel è un'unità particolare e non si somma e sottrae con le normali regole. Ad esempio, se avete due sorgenti da 80 decibel, la somma ne fornirà solo 83 e non 160, da come si potrebbe pensare. Quindi, se dovete organizzare una festa, utilizzate una sola cassa ma più potente. I vicini vi ringrazieranno. Buon sabato ai 12, il weekend inizia con lune e venere dolcissime in pesci, si parla di sentimenti, vediamo un po'. Ariete, romantici, coccoloni, totalmente rapiti, sì, un po' di serietà, ma totalmente abbandonati tra le braccia dell'amato bene. Venere, Luna, Saturno e Nettuno, tutti nella vostra casa più emotiva e inconscia. Forse oggi riuscirete a essere consapevoli di essere amati e a liberarvi da tutta una serie di blocchi che vi hanno caricato lungo gli anni scorsi.
Toro, assolutamente ben 4 pianeti dalla vostra parte, oggi non potete che vincere. Venere, Luna, Saturno e Nettuno, tutti in pesci, tutti i vostri amici. Sfruttate bene questa potenza zodiacale che potrebbe creare proprio la magia che aspettavate, ovvero quella di convolare verso un destino amoroso veramente solido come lo volete voi. Gemelli, oggi 4 pianeti in quadratura, Luna, Venere, Saturno e Nettuno. Dopo i buoni propositi dell'inizio anno, oggi sembra proprio una giornata che vi mette a dura prova. Ciò non di meno, questo inizia semplicemente un periodo di revisione in amore che vi porterà finalmente a liberarvi di tutti i problemi. Cancro. Stupendo per voi sapere che la Luna, Venere, Saturno e Nettuno sono tutti dalla vostra parte, 4 pianeti in trigono, 4 pianeti meravigliosamente ambiziosi che parlano tutti di amore, di solidità e anche di qualcosa di insolito. Cosa avete in mente di fare con il partner? Sicuramente dare un look nuovo e una svolta nuova alla vostra vita. Leone, anche la Luna ha dismesso l'opposizione, vi rimane solo Plutone contro, ma sicuramente tutto questo spostamento di pianeti in pesci vi darà modo di aggiustare tante cose in famiglia in cui le trasformazioni saranno obbligatorie. Preparatevi quindi a rivoluzionare tutto il vostro mondo affettivo. Vergine, 4 pianeti in opposizione. Luna e Venere sono una provocazione bella e buona che vi vuole ricordare di quanto ancora l'amore è un obiettivo da raggiungere. Saturno e Nettuno vi incalzano al lavoro siete proprio tornati dalle vacanze. Oggi è un po' un atterrare nella realtà con tanti obiettivi da raggiungere, soprattutto con delle buone operazioni di mediazione che riuscirete a completare. Bilancia, la vostra Venere che è saltata in pesci e dà il meglio di sé, oggi è congiunta anche alla Luna, una Luna dolcissima che vi porta tante suggestioni e suggerimenti in amore. Avete promesso a voi stessi di non fare più gli stessi sbagli. Forse questa è la volta buona per rinsavire. Sicuramente inizia una fase nuova della vostra vita, baciata e contrassegnata dall'amore, e che bada soprattutto alla quotidianità che spesso vi fate mancare per impegni lavorativi o mondani. Scorpione, ben lieti di sapere che Venere, Luna, Saturno e Nettuno sono tutti in un meraviglioso trigono che parla d'amore. Per molti Scorpioni scoccherà la fatale scintilla e sicuramente gli amori che nasceranno in questi giorni per gli Scorpioni saranno quelli che vi porterete dietro per tanti anni. Sagittario, 4 pianeti contro in quadratura, di cui uno è anche la Luna, quindi oggi l'umore non è sicuramente dei migliori. Bisogna però affrontare i cambiamenti con grande consapevolezza, proprio perché avete maturato che bisogna pur decostruire qualcosa per costruire da un'altra parte, quindi in bocca al lupo. Immaginate la vostra vita come una tela bianca e voi con tutti i colori in mano, utilizzateli. Capricorno, la vostra giornata è una giornata assolutamente felice, brillante a livello comunicativo, sociale, incontrerete moltissime persone, tra l'altro vi sentirete amati e soprattutto presi sul serio negli ambiti pratici. Oggi è proprio una giornata fortunata su cui c'è poco da dire se non di uscire e comunicare. Acquario, 4 pianeti nella vostra seconda casa, urge fare un po' i conti in maniera sempre fortunata, proprio perché è un periodo in cui potete stringere dei patti, dei contratti o delle alleanze lavorative che vi porteranno un notevole beneficio pratico ed economico. Siete rimasti soli con Plutone, ma coraggio, l'inverno è la vostra stagione, aspetterete già da ora l'arrivo del Sole. Pesci, giornata assolutamente fantastica, Venere, Luna, Saturno e Nettuno tutti nei vostri gradi, un tripudio planetario che vi farà stare bene, che vi sentirà potenti e che vi farà avvertire la forza dell'amore intorno a voi come solido e come magico. Oggi siete il segno più potentato tra le stelle del firmamento. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, si trova il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, con i suoi 828 metri d'altezza. Inaugurato il 4 gennaio del 2010, il Burj Khalifa ha superato la precedente struttura più alta, l'antenna radiotelevisiva del Nord Dakota. Il Burj Khalifa ha anche altri record come il maggior numero di piani, l'ascensore più veloce, il piano abitabile più alto e la piscina più alta.
Il Burj Khalifa è un simbolo di Dubai, una città che si è trasformata da un piccolo villaggio di pescatori a una delle metropoli più moderne e ricche del mondo. Oggi vi spiego l'origine dell'espressione piedi piatti. Questo termine, utilizzato spesso in tono scherzoso per indicare i poliziotti, ha origine nel mondo anglo-americano. Deriva infatti dall'inglese flat foot, che letteralmente significa piede piatto. Il soprannome fu attribuito agli agenti di polizia statunitensi dai loro concittadini con l'idea che avessero i piedi piatti a forza di stare in piedi tutto il giorno. Alcuni sostengono anche che il nomignolo fosse riferito a chi, non potendo entrare nell'esercito per via dei piedi piatti, si accontentava di fare il poliziotto. La parola apparve per la prima volta in Italia nel 1959 in un film americano e da allora si diffuse nei romanzi gialli e nei film polizieschi. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Poeta, scrittore, leader dei Doors e re del rock psichedelico, ma soprattutto bello e dannato. Jim Morrison è stato eccessivo, seduttivo e provocatorio, votato a tutte le trasgressioni e all'autodistruzione. La sua morte a 27 anni, in preda ad alcol e droghe, lo ha consegnato per tantissimi giovani al mito. Ci salutiamo con la frase del giorno. E come disse Jim Morrison, vivi come se dovessi morire domani e pensa come se non dovessi morire mai. Quindi godete appieno questo nuovo giorno che sta per iniziare, con tanti buoni propositi per il nuovo anno. Vi aspetto anche domani, come sempre, con informazioni e curiosità da raccontarvi, quindi non mancate. Buona giornata dalla vostra Martina.